Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura scattano 4 arresti a Siracusa per estorsioni mafiose. Nel mirino anche i conducenti degli Ape Calessini usati dai turisti per visitare Ortigia. Il clan imponeva il pizzo con minacce e violenze, creando un clima di paura alimentato anche dalla presenza di donne e bambini. Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro, 4 gli arresti. I carabinieri di Agrigento, dopo un'indagine durata circa un mese con l'uso di telecamere nascoste e appostamenti, hanno notificato 9 decreti penali di condanna per persone sorprese ad abbandonare rifiuti in aree pubbliche in modo illecito. I trasgressori dovranno pagare sanzioni tra i 2.000 e i 3.000 euro, oltre a sostenere i costi per la bonifica e il ripristino ambientale. Sequestrato un pub in via Garibaldi a Palermo. La polizia ha trovato arredi abusivi posizionati davanti a uno storico palazzo, deturpando il decoro urbano. Denunciato il titolare e sanzionato per oltre 9.000 euro. Catania diventa più inclusiva. Da oggi le spiagge libere numero 1 e numero 3 alla Playa e il solarium di San Giovanni di Cuti sono attrezzate con sedie anfibie e ausili per la balneazione delle persone con disabilità, rendendo così il mare accessibile a tutti. E in chiusura il meteo: persiste il caldo in Sicilia, domani ancora allerta rossa per ondate di calore su Palermo, arancione su Messina e gialla su Catania, allerta arancione invece su tutta l'isola per il rischio incendi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata!